Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale, il calciomercato con il Palermo che lavora per acquisire un attaccante e un secondo portiere. Sentiamo Marco Gulla. Al momento solo nomi, nessuna trattativa definita, ma il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora intensamente per regalare a Pippo Inzaghi una rosa di qualità. L'unica coppia già delineata è quella formata da Bagni e Peda al centro della difesa, mentre negli altri reparti mancano ancora tasselli da inserire. Il tecnico vuole un organico più profondo rispetto alla scorsa stagione, con ricambi capaci di mantenere alto il livello e di sostenere sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1. La società continua a monitorare diversi profili. Per l'attacco resta vivo il nome di Luvumbo, con il giocatore che piace per rapidità e capacità di creare superiorità. Resta da capire la formula dell'eventuale operazione con il Cagliari. In parallelo spunta anche Compagnon, esterno offensivo reduce dalla stagione al Venezia. Sulle fasce restano d'attualità Cassandro e Di Mario, mentre tra i giovani osservati c'è ancora Alessandro Romano. Per la Porta invece Ioronen va verso il rinnovo e il club lavora alla ricerca di un secondo portiere. Tra i nomi valutati spunta quello di Boris Radunovic, di proprietà del Cagliari e reduce dall'esperienza allo Spezia. Restano sullo sfondo anche De Planche e Belagus, ma il Palermo cerca un profilo affidabile per completare un ruolo che nella scorsa stagione è stato particolarmente delicato. Adesso la questione allenatore che tiene banco in casa Catania, sentiamo il servizio di Sergio Colosi. Sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, ma in corsa c'è l'Empoli che offre la Serie B. Come Fabio Caserta è calabrese, giovane e ambizioso. Pietro De Giorgio, conteso da Catania ed Empoli, ha scavalcato Caserta nei piani del club di Pelligra. Ritroverebbe il direttore sportivo Fortunato Varrà e l'attaccante Salvatore Caturano, squalificato 6 turni nella prossima stagione, ma punto di riferimento di un reparto da potenziare che potrà contare su Forte e sul catanese Leonardi. 4-3-3 il modulo di De Giorgio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C a Potenza, sotto contratto ancora per un anno, ma pronto a liberarsi per abbracciare il progetto a vincere del Catania o la Serie B ad Empoli, con Tisci vicino alla società lucana. Più indietro Turati e Diana, per Caserta frenata brusca su mercato e aspetti contrattuali. Gioco ad incastro dal finale incerto sull'asse Sicilia-Toscana. Il Catania sarà ringiovanito, ma con l'obiettivo di vincere il campionato. Le linee sono tracciate da tempo, presto i nomi nelle caselle libere, a partire proprio da quella dell'allenatore. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.